E facciamo un applauso alle finaliste del 2023, benvenuti alla prima selezione di Miss Aurora 2024. Ricominciamo da qui, buonasera alla nostra giuria, buonasera al nostro pubblico e ovviamente buonasera anche alle nostre ragazze che tra poco vedremo sfilare qui davanti a noi. Miss Aurora, guardate che bel backdrop che abbiamo fatto quest'anno, siamo giunti alla quarta edizione di questo concorso che non solo promuove le bellezze di queste ragazze, la bellezza di queste ragazze, ma anche la bellezza del nostro territorio. E in questa sera ci troviamo in una delle bellezze incastonate della Villa del Brenta, Villa Martina. Facciamo un applauso a tutto lo staff che questa sera sta curando la cena. Saluto ovviamente i titolari Andrea, Carlo e Stefano che hanno creato ovviamente questa atmosfera meravigliosa, una villa del 1400, pensate che è appartenuta alle più nobili famiglie della Repubblica di Venezia, oggi trasformata proprio in un esclusivo museo hotel. Facciamo un applauso anche a Manuela Tabacchi che sta facendo la scuola avanti indietro, perché questo concorso è organizzato proprio da MT Eventi, l'agenzia che insomma ragazze un po' in tutto il territorio, non solo regionale ma anche nazionale, per dare la possibilità ovviamente di mettersi in gioco, di vivere anche un'esperienza divertente, sicuramente emozionante, e questa sera sono 16 le ragazze che vorremmo sfidare qui davanti a noi. Io ovviamente ringrazio anche tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa prima serata, questa prima selezione. Adesso li nomino velocemente e poi ne parleremo meglio durante la serata. Comunque un grazie grandissimo ad Arte di Murano, che è partner ufficiale, ha realizzato e realizza i mini scettri che verranno consegnati ad ogni finalista di ogni selezione, sono davvero delle opere stupende, e poi realizzerà anche lo scettro per la grande finale. Un grazie anche a Atelier Giusi, TR, Grafico Pizinato, grazie anche alla partecipazione di Fashion Food, Lunch Studio by Paola, Viva Boutique, Rialto, tra l'altro questa sera indosso proprio una parure di Rialto che ringrazio, Ellen Venice, Francesca Simone Abbigliamento, questo abito meraviglioso è proprio suo, Samura Wellness, Brand Balance, grazie anche a Suki Shop, Idea Aranza, MT Corso di Sfruttamento, Breeders, Natalia Lungu, Art Face, Spazio Demo Magazine e Nitri Gioielli. Facciamo un applauso a tutti questi sponsor importantissimi e preziosi, perché insomma senza di loro sarebbe stato tutto molto più complicato. Io saluto e ringrazio anche i nostri media partner, quindi un grazie al Consorzio per le Vendite, Telecittà, Radio Venezia Sound, GT Terror Team, tra l'altro ormai ho abituato il pubblico di GT Terror Team a fare alle spalle, ma detto tu ti metti nelle posizioni anche tu. Va bene, salutiamo, siamo in diretta a Facebook a tutti gli amici di GT Terror Team, da di qua e da di là. Un grazie anche ai villeggiatori e a Febo Immagine. Grazie ragazzi, ovviamente per essere con noi questa sera, ma non solo, un po' di percorso di Miss Aurora 2023-2024. È tornato anche in questa quarta edizione con una esperienza in più, una giovane bello sempre, devo dire. Il nostro DJ Nicolò, ciao Nick! E invece un benvenuto nella nuova famiglia di MT Eventi al nostro fotografo Matteo Giacometti. Ciao Matteo! Ringrazio anche il service di Alarico che è lì in fondo. Ciao Ala! E l'ho già nominato prima, però ringrazio ovviamente la partecipazione importantissima nel team di GT Terror Team. Dov'è? La Giulia Finati, eccola lì, la nostra giornalista che è intervista le ragazze, insomma nell'arco delle varie serate, di vari eventi, eccetera, 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 ma non solo, perché dopo parleremo di un'altra cosa veramente molto interessante. E ovviamente ringrazio come diciamo parte integrante di questa nuova famiglia Carlotta Scarpa. Lei è
una finalista del 2023, ma ha fatto un bellissimo percorso, adesso è talent scout, dà la mano nel backstage, anche come recruit insomma per queste ragazze, quindi un applauso anche alla nostra Carlotta. Allora, non possiamo iniziare prima ovviamente di andare a presentare la nostra giuria, e quindi io do il benvenuto, facciamo così onori di casa, partiamo dal nostro special guest per questa sera, Edoardo Costa. È un grande piacere averti qui con me, Edoardo, perché questa sera racconteremo molto di te, racconteremo della tua trasformazione, del tuo ultimo libro, The Change, quindi è un grande piacere averti qui con noi e poi ovviamente ne parleremo meglio nell'arco della serata. Io do il benvenuto anche nella nostra giuria Elisabeth Maria, titolare di Alien Venezia. Grazie mille per essere con noi. Anche il new entry, che ascolteremo anche una bellissima voce, Dunia. Ciao Dunia. Lei la inizierà, lo diciamo già anche prima, perché a noi ci piace guardare avanti. Noi siamo solo la prima selezione di questa edizione, ma tu realizzerai la sigla per la prossima edizione, giusto? Quindi grazie ovviamente per far parte insomma di questa banda di matti, perché mi spiace parlare anche un po' così, ma allora mi stai guardando da riposo, tranquilla, ma tutto sotto controllo. Giulia poi ovviamente ci regalerà delle bellissime canzoni, ma do il benvenuto anche a Riccardo Desiderio, bentornato al nostro fotografo internazionale. Tutto bene? Benissimo. Benvenuto, o meglio, lui ci dà il benvenuto a casa sua, Stefano Luigi Cogenti, referente per Villa Martin. Grazie mille Stefano. Un benvenuto nella nostra giuria anche a Vero, fondatore dell'agenzia Magic Moments, che è l'agenzia più famosa in Austria, vero? Bene, bene, allora grazie davvero, è un onore averti qui con noi questa sera. Poi in fondo arriviamo a colei che racconterà tutte le votazioni della nostra giuria, la nostra insegnante di portamento, nonché giudice di voto, Carlotta Altivieri. Meno male direi. Siamo pronti allora per conoscere queste meravigliose 16 ragazze a partire dalla numero 1. La giuria è pronta? Tutti pronti. Numero 1, Maria De Vinci. Portamento, eleganza, bellezza, abbiamo insomma gli occhi anche clinici all'interno della nostra giuria, vediamo le vostre votazioni. Complimenti, un applauso anche per Adrian Savino, numero 3, Regina Lourdes. Beatrice Comanda.
applauso anche per Beatrice, la donatrice Evita Grinco. Tutti d'accordo per Evita Grinco. Andiamo con la numero 6, Ilaria Scatto. Complimenti, facciamo una cosa anche per Ilaria. Tanto arriva la numero 7, Emily Zinn. Complimenti! Votazione molto alte. Andiamo avanti con la numero 8, Carolina Battardi. Avanti proprio in crescendo per Carolina Battardi, alla numero 9, Jennifer Costa. Complimenti Jennifer Costa, facciamo un applauso. Andiamo avanti con la numero 10, Maria Lucia. A metà per Maria Lucia, grazie. Andiamo con la numero 11, Ilaria Pellizzaro. Per Ilaria Pellizzaro. Continuiamo con la numero 12, Irena Gress. Complimenti a Irene Max. Andiamo avanti con la numero 13, Melissa Vesaga. Complimenti Melissa. Andiamo con la numero 14, Emma De Lazzari. So
12 lei è Giada Campello. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Complimenti Giada Campello. Concludiamo questa prima uscita con la numero 16, Michelle Clementi. Speaks, it's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart. Complimenti Michelle Clementi. Scorpacciata di stelle per la nostra Michelle. Allora sono pronte le ragazze, adesso via sulle carte, avete carta e penna, seconda uscita in bikini, in questo caso l'eleganza, la bellezza e il sorriso, ovviamente anche la felicità di queste ragazze. Ricominciamo dal numero 1. find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Grazie anche a Michelle, facciamo un applauso a tutte queste 16 ragazze che abbiamo visto sfilare anche in questa seconda uscita in bikini. Adesso loro si possono rilassare, è anche un po' la nostra Giulia, si può rilassare adesso. Devi guardare qui. Manola? Siamo pronti? Bene. E allora, accogliamo ancora tutte le nostre 16 bellissime concorrenti di questa prima selezione Miss Aurora 2024. Ce l'abbiamo? Benissimo. Io direi di iniziare proprio dalla fascia speciale questa sera. Iniziamo con la fascia speciale e quindi andiamo con... aspetta che mi prendo tutti i fogli qui. Sono sempre i giusti fogli, Manole, sempre bisogna vedere che la così. È arrivato anche il commento. Allora, magari avercene tutti i giorni, qua con me tutti i giorni non è un presentatore così. Allora, fascia speciale Fashion Food che stacca il passo per la finale di settembre, riceve una cena per due presso il Stato di Marghera, riceve un bicchino per Oda Foolish, uno sconto del 50% del trattamento a Face, premiano Giulia De Battista, Miss Fashion Food 2023 e Aurora Stocco, Miss Expression Lifestyle 2023. Fascia speciale Fashion Food va a Regina. Regina, la nostra Miss Fashion Food. E ora andiamo con la quinta classificata Miss PR, riceve un premio offerto da Francesca Simone Abbigliamento, Beauty Foolish, uno sconto del 50% con il trattamento Hot Face, premio Giulia Ballano Miss Vigilante 2023 e lei per Napoli Stili acconciatori. Quinta classificata Miss PR è Emma De Lazzari. Passiamo adesso alla quarta classificata, Miss Studio, riceve un trattamento di idratazione o più un prodotto sempre dalla Studio, quindi per la Foolish, uno sconto del 50% dal Face, un premio sul shop, premiano, che abbiamo qui, eccola, si scusa che non ti vedevo, nonostante il cappello, premio appunto Paola, e appunto qui abbiamo le nostre due meravigliose Miss che non vediamo più il nome, non ricordo, no, si è fatta la scelta. Quindi Miss Lash Studio è Melissa Pesnega.
Complimenti alla nostra Melissa Eslega. Andiamo sul podio, terza classificata, Pugnale. Abbiamo la Matilda, Miss Vinci Gioielli e gran titolare di Alto Giuro, abbiamo Sabina Tegane, eccola qui. Miss di Alto riceve un premio offerto da Alto, prodotto di Samura, un bikini di Foolish, un trattamento al face. Classificata Miss Rialto è Maria Lucia Pinella. Maria Lucia, ed ora abbiamo premiare la seconda classificata, abbiamo la titolare Elisabetta Maria del negozio Elier Venezia, riceve il prodotto offerto da Samura, bikini offerto da Foolish, un trattamento al face. Qui c'è anche la nostra meravigliosa Cosima Cassina, Miss Radicale 2023. Seconda classificata Miss Alien Venice è Giada Campello. Complimenti ancora a Giada Campello. Ed ora, prima classificata, Miss Villa Martina, Megnale, Edoardo Costa, il nostro ospite d'eccezione. Insieme a Miss Aurora, il 2023 Beatrice Gelain. Miss Villa Martina riceve piccolo scettro realizzato da Milano, da Verona, di Gioielli, una cena per due di la mattina, esatto, un premio offerto da Web Balance, prodotti by Samudra, un bikini offerto da Foolish, un trattamento Art Face e uno shooting con il nostro fotografo Matteo Giacometti. Miss Villa Martina questa sera è Michelle Clementi. Michelle, la nostra Miss Villa Martina. Prima selezione di Miss Aurora 2024 è tornata da Edoardo Costa. Passiamo a vedere poco vinto, io farei un applauso anche a tutte le altre ragazze che non hanno ricevuto una fascia questa sera, ma che ci hanno comunque regalato la loro bellezza, la loro possibilità, la loro solidarietà. Quindi grazie ragazzi comunque per esservi messi in gioco, per aver partecipato, continuate a farlo se volete. Grazie ancora, veramente per ogni casa, grazie mille, grazie Stefano, grazie Andrea e a Carlo per questa meravigliosa Villa Martina, tutta da scoprire, perché non c'è solo questo, c'è tutta la parte
prestazioni. Quindi grazie a tutti voi, un applauso! Un applauso a Chiara, bravissima! Amici di Faro Team, la serata si è conclusa, la prima tappa di Miss Aurora qui in Villa Cazzana e Martin è finita e abbiamo la nostra vincitrice. Lei è stata la prima delle nostre ragazze a vincere la prima edizione. Sei contenta, sei emozionata? Hai visto che poi quest'anno è stata anche la novità di uno scettro, quindi non ti porti a casa solo una corona, ti porti a casa anche un mini scettro. Sono molto contenta e molto felice. E nulla. Nulla più, nulla meno, l'emozione è troppa per parlare. Sei divertita in questa prima tappa? Sì, mi sono molto divertita. È stato il tuo primo concorso? Sì, il mio primo concorso. Però diciamo che è andata più che bene. Sì, dai. Hai fatto nuove amicizie, ti sei trovata bene con le tue colleghe? Sì, con tutte le ragazze. Bene, questa è la cosa più importante, perché sai, il concorso fine a se stesso sì, però anche coltivare amicizie nuove. Conoscere nuove amicizie. È sempre una cosa molto bella. Spereresti di vincere Miss Aurora? Beh, in verità sì. Sì, così dopo fai anche tu in copertina come l'aveva. Ecco. Bene, io ti ringrazio, ti saluto e voi invece amici di Faro Team ci vediamo alla prossima tappa di Miss Aurora, che vi ricordo che non sarà tra tantissimo e poi sapete che noi abbiamo anche un sacco di appuntamenti sempre con il concorso. Adesso vi mandiamo un bacio, una buona notte e alla prossima. Ciao a tutti!